Comincerà domani la perizia medico-legale disposta dal Tribunale per i minorenni di Catania per la nomina definitiva del tutore del fratellino piccolo di Loris Stival, il bimbo di 8 anni ucciso il 29 novembre scorso a Santa Croce Camerina. Dell'omicidio è accusata la madre Veronica Panarello, che è detenuta nel carcere di Agrigento su disposizione del GIP di Ragusa, che ha accolto la richiesta presentata dalla procura. Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale del Riesame di Catania e che sarà vagliato nelle prossime settimane dalla Cassazione su un ricorso del legale della donna, l'avvocato Francesco Villardita. In via cautelare il 3 marzo scorso il Tribunale per i minori di Catania ha nominato come tutore Davide Stival, padre del piccolo. La querela tra i due coniugi non si placa e Davide Stival, attraverso il suo legale Daniele Scrofani, ha annunciato querela nei confronti di chi oltrepasserà il limite di espressione e critica. Nella nota si legge che negli ultimi giorni abbiamo registrato un ingiustificato e crescente atteggiamento aggressivo nei confronti di Davide Stival. Viene regolarmente data diffusione, sostiene il penalista, ad accuse incontrollate e falsi racconti, peraltro privi di qualunque aggancio alla vicenda che ha portato alla custodia in carcere di Veronica Panarello. A fronte di tale gravi diffamazioni messe in atto dalla madre e dalla sorella di Veronica Panarello, sfociate addirittura nella ridicola e calunnosa accusa verso il marito di istigazione al suicidio nei confronti della moglie ed altri fastidiosi comportamenti. Il penalista conclude la sua nota dicendo che non va dimenticato che Davide Stival è e rimane parte offesa.